con le formazioni, te lo passo davanti a te. Massimo, si sente così se mi avvicino? Sì? Ok. Buonasera e benvenuti al Palaricopiano di Pescara. È appena iniziata Acqua e Sapone Unicross Real Rieti, la nona giornata del campionato di Serie A, nona di andata della regular season. Un altro big match qui al Palaricopiano di Pescara. Con noi in cronaca c'è anche il commento tecnico solito di Antonio Ricci. Buonasera mister, benvenuto. Buonasera. Andiamo a vedere i quintetti iniziali delle due squadre. L'Acqua e Sapone con Mammarella, Nicolodi attenti qui alla prima palla clamorosa della partita per Franco Jelovcic, palla sanguinosa persa da Nicolodi al limite dell'area. Mammarella come al solito direi ci mette una pezza col suo piede in spaccata. Quindi dicevamo che c'era in campo anche Murillo, Jonas e Calderolli, erano a completare il quintetto di Massimiliano Bellarte, uno degli ex della partita. Invece la squadra di mister Kundari risponde con Nicoli e con Fortino. Pasculli, De Luca, Jelovcic, Moura e Fortino in campo, quindi a completare il quintetto con nominetta maglia viola, tipo stile fiorentina del Real Rieti. Allora mister, Rieti con un punto in più rispetto all'Acqua e Sapone, momentaneamente primo in classifica, una squadra con elementi di grande esperienza, anche di grande qualità, e l'Acqua e Sapone che arriva dal pareggio col signor Prestito acciuffato in extremis per ribaltare questa situazione di classifica. Che partita stiamo per vedere? Beh, in questi primi 2 minuti di gioco intanto Bellarte fa una scelta di un quintetto di giocatori molto rapidi, leggeri, mentre dall'altra parte abbiamo un Rieti molto aggressivo in prima linea che ha deciso di salire molto in pressione. Mi aspetto una partita combattuta a viso aperto come in questi 2 minuti. Come vediamo adesso la forte pressione del Rieti in questo momento in uscita palla crea qualche difficoltà all'Acqua e Sapone. Il Rieti che dopo 9 giornate ha il terzo cambio in panchina, ha cominciato con Duda, poi è arrivato per una breve parentesi Miki, ora c'è Kundari in tandem con Geffe. Insomma una situazione delicata che nonostante tutto non ha scalfito il cammino della squadra che è prima in classifica. Questa dimostrazione che parliamo di una società ormai per quanto riguarda la nostra disciplina ormai tra le più importanti del panorama nazionale, e quindi forse questa solidità ha creato comunque questo risultato poi di classifica momentaneo. È vero e non è da nascondere che queste difficoltà... Qui c'è il gol di Fortino pescato da Jelovcic. Dicevo, queste sono difficoltà che comunque magari è una squadra fatta di giocatori di grande personalità, per il momento hanno superato, e vediamo adesso questa nuova scelta, anche se a parer mio comunque risulta essere una scelta azzardata, perché credo che questa squadra in questo momento, siccome gli obiettivi sono alzato molto l'asticella, il presidente Pietro Paoli credo che necessiti anche di una guida tecnica di livello. Non che non lo sia Jeff in questo momento, perché poi la gestisce lui, ma non è così facile cambiare mentalità da grande giocatore che è, da grande capitano a diventare allenatore. Sicuramente, ovviamente in questo momento però il Rieti è passato in vantaggio, non eravamo in cronaca in quel momento, stavamo ascoltando il commento di Ricci, una palla entrata in area un po' troppo facilmente, questa da destra messa da Jelovcic. Fortino tra l'altro non ha controllato bene nel secondo tentativo, in scivolata cadendo è riuscito a beffare Mammarella che era già andato a terra.
pensando a un tiro di prima dell'attaccante. L'Acquasapone adesso deve ribaltare, l'Acquasapone che a livello di gol subiti in questo inizio di stagione sicuramente ha qualcosa da rivedere. I 7 gol presi a Salandra con il signor Prestito la settimana scorsa insomma lo confermano. È vero che la squadra di Scarpitti sta facendo molto bene, ma prendere 5 gol nel primo tempo è stato un segnale non bellissimo per i nerazzurri. Ma come ci dicevamo da tempo è una squadra, vuoi o non vuoi, anche se da 2 mesi che lavora insieme, è una squadra giovane, ha cambiato una guida tecnica, viene da un momento di 2 anni di grande competitività e quindi ci può anche stare. Una scelta probabilmente dell'allenatore anche tattica, nel senso non è soltanto una questione di equilibri, ma è una questione di impostazione di gioco questa di Massimiliano Bellarte. Qui Rieti che protesta sul tiro di punta di De Luca, palla tocca il fianco di Murillo, protestano per un possibile tocco di mano, un calcio di rigore. Acquasapone che intanto ha inserito nei 5 Jesulito, che è uno dei 4 ex insieme a Mister Bellarte, a Calderolli e a Douglas Nicolodi di questa partita. Acquasapone un po' colpita a freddo da questo gol, adesso sta cercando di riguadagnare un po' fiducia con il palleggio per chiudere Rieti davanti alla porta di Pasculli. Rieti adesso però ha inserito anche un altro giocatore di cui voglio sentire la descrizione, diciamo il pensiero di un tecnico esperto come Ricci, ovvero Javironi, finora una delle grandi sorprese della Serie A 2019-2020. Un giocatore di grandi caratteristiche fisiche, giocatore che nella posizione naturale da pivot difende molto bene la palla e tecnicamente è molto bravo. Naturalmente, come tutti i giocatori, non è facile cambiare campionati, quindi avrà un periodo anche lui di adattamento, anche se comunque, come dici tu, ha già fatto vedere le sue qualità. Oggi potrebbe anche avere dei vantaggi proprio perché l'Acquasapone per scelta nel ruolo di ultimo, come ruolo puro, ha soltanto Avellino che per il momento ancora non è in campo, e dall'altra parte invece ci sono 3 giocatori con grosse caratteristiche da pivot. Non dimentichiamoci il grande Fortino, quindi sì, assolutamente imbarazzo della scelta per Kundari e Jeff lì davanti tra Jelovcic, Fortino e Javironi. Grande fisicità, grande tecnica e anche esperienza, tutti e 3 si completano in maniera fantastica. A proposito di Avellino, stavo per dire che oggi era al 99% out, invece è appena entrato in campo. Bene. Quindi a conferma che non fidatevi di tutto quello che vi racconta. No, scherzo, attenzione qui a Jesulito. No, Avellino che ha preso una famosa botta nella gara col Pesaro sul collo del piede, ha saltato la partita col signor Prestito, ha lavorato a parte fino a 2 giorni fa, ha provato nel riscaldamento, non sentiva dolore, allora Bellarte ha deciso di impiegarlo, tra l'altro in diffida, quindi in caso di giallo salterebbe il turno infrasettimanale martedì a Ostia contro il Todis Lido di Ostia. Oggi avrà da fare. Sì, sicuramente. Ecco proprio Jeff che ha la fascia di capitano volante, si è staccata dal braccio. Ora il Rieti sembra voler forzare, vede un momento di un po' di difficoltà dell'Acquasapone, cerca un po' di insistere. Prima c'era stato un guizzo importante di Ghi che non avevamo commentato in diretta, classica giocata da pivot del numero 11, una bella parata di Pasculli. Micoli. Portiere del Rieti col numero 22 è Micoli e non Pasculli. Avevo già detto diverse volte Pasculli, invece non avevo notato il numero sul pantaloncino, quindi mi scuso con Micoli perché ovviamente è lui
oggi il portiere titolare del Rieti. Qui c'è un angolo, Cavironi difende l'area del Rieti, si batte ancora, la battuta dalla distanza, sinistro di Nicolodi, palla fuori non di tantissimo. Panchina del Rieti c'è un po' di confusione, chi entra, chi esce, parlano un po' tutti nel momento in cui Jeff è in campo, ovviamente. Continua il buon palleggio dell'Acqua e Sapone, Nicolodi sulla banda destra, salta l'uomo, poi incespica sul pallone, deve ricominciare da Avellino. Cavironi qui col tunnel, salta Nicolodi che ci mette tutta la sua esperienza per fermare lo spagnolo. Continua a non ritrovare le giuste misure ancora l'Acqua e Sapone, No, è anche nei passaggi più abbastanza... elementari, un po' frettolosa, un po' innervosita da questo svantaggio. Ha risentito, come dicevi tu, probabilmente il gol subito così in un inizio gara, e più che contratta è nervosa in questo momento, non ha un palleggio pulito e questa cosa non dà sicurezza alle giocate, insomma. Cioè, Rafael col numero 27 guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Si sta preparando dalla panchina Capitan Murillo a tornare di nuovo in campo, ma anche Carlo Uenu con il numero 3. Coco che con esperienza guadagna la rimessa dal fondo e ora c'è time out chiamato da Bellarte. Ricordo com'era il quintetto iniziale del Rieti, l'ho pure detto. Dammi il foglio, te lo dico tutto. Allora, Micoli, Fortino, Jelovicic, Rafinha e Moura. Sì, Moura, è vero. Mi ricordavo Moura, l'ho scritto lì. Con Jelovicic che lo sta a far giocare al laterale. Sì. C'è un intervento di Uenu su Fortino, viene ammonito Carlo Uenu, è il secondo fallo dell'Acqua e Sapone in questa partita. Anche questa viene da una situazione di palla persa nella zona di palleggio da parte dell'Acqua e Sapone, e quindi si è ritrovato a difendere con una difesa non schierata, e quindi per cercare di coprire un eventuale tiro poi con il piede forte da parte di Fortino è intervenuto commettendo un fallo. E ora c'è un calcio di punizione in zona d'attacco per il Rieti. C'è Rafael che forse prende la mira con il destro, oppure Jeff che ha preso una lunghissima distanza, postura per calciare con il sinistro, invece sarà Rafael a toccare corto per Jeff, e poi uno schema
non riuscito. Spreca una buona occasione il Rieti. Si rimane sull'1-0 per la squadra di Kundari. Ora l'Acqua e Sapone che prova ad uscire dalla pressione. Mammarella, Uenu scambia corto con Murillo dentro l'area, rischioso. Fatica ad uscire da questa pressione del Rieti l'Acqua e Sapone Unigross. Qui Resulito, Saltanetto, Jelovcic, i due l'anno scorso erano insieme nel Lollo Caffè Napoli in semifinale proprio contro l'Acqua e Sapone Unigross di Tino Perez, eliminati in 4 gare. Quest'anno avversari con Acqua e Sapone Unigross e Real Rieti. Riparte proprio Resulito, batte all'indietro per Murillo, Uenu. Circolazione della palla faticosa da parte dell'Acqua e Sapone, che deve di nuovo abbassarsi, pressata dal Rieti. Guadagna questa palla di nuovo Jelovcic, che si prende una rimessa laterale in zona d'attacco, la va a battere Davide Moura. Palla a terra, Moura guarda, Jelovcic che carica il sinistro a giro, Mammarella para da terra. Una gran parata, qui Nicolodi, tutta esperienza, 2 contro 1, Resulito! Che occasione sprecata! Che occasione sprecata dall'Acqua e Sapone Unigross, clamoroso 2 contro 1. Si salva Micoli, il passaggio di Nicolodi non è stato dei migliori. Ancora Resulito col sinistro, Micoli col piede. Sta crescendo leggermente l'Acqua e Sapone in questo sport. Delle volte, Antonio, basta un episodio per riprendere un po' coraggio, per guadagnare qualche metro. Sì, è fatto da tanti piccoli episodi. Adesso un cambio fatto in maniera rapida da parte di Calderolli, si è trovato sulla traiettoria e poteva chiudere un'azione di superiorità, quindi dovuto dalla forte pressione a questo momento del Rieti rischia qualcosa in più, e quindi anche questo è un rischio che probabilmente Jeff ha deciso di assumere. Quello che vedo che in questo momento non della nostra solita prestazione, un palleggio meno fluido, però come dici tu basterebbe poco per cambiare poi la strada di questa partita. Insomma, le qualità non mancano. Sì, sì, sicuramente, ma intanto l'Acqua e Sapone comunque ha guadagnato metri, ha guadagnato una porzione di campo. Da un po' si sta giocando vicino all'area del Rieti con delle occasioni importanti, poi manca sempre qualcosa in termini di rifinitura, di ultimo passaggio, di precisione al tiro. Qui c'è un altro time out, probabilmente chiamato questa volta proprio da Rieti, quindi pausa per noi. Massimo, ma si vede? Ma adesso si vede? No, perché tutti mi hanno scritto che non si vedeva niente. Mo provo a condividerlo. Devi parlare con Simone di questo. Sì, vabbè. Okay. Torniamo in diretta, l'Acqua e Sapone che difende adesso questa azione del Rieti. Qui Moura che fa tutto da solo, calcia col sinistro di punta, Mammarella c'è, ancora il numero 2 del Rieti a recuperare questo pallone, ancora possesso per la squadra laziale. Rafinha, un ottimo pallone per Fortino che lo restituisce, una bella azione del Rieti.
col gol di Massimo De Luca. Gol di Massimo De Luca. In questo momento è il momento che bisogna trovare un po' di equilibrio e non pensare che la partita è lunga, mancano 30 minuti alla fine. Qui adesso prendiamo gol perché siamo andati 2 volte ad anticipare il passaggio degli avversari tentando di andare all'intercetto della palla. Non c'è riuscito e quindi ci siamo ritrovati poi a perdere, a prendere delle superiorità numeriche. Bisogna essere più calmi in questo momento e ricostruire piano piano questa partita. Non sarà facile. Bella comunque la combinazione dei giocatori del Rieti, tutto di prima con il tocco finale di De Luca. Ovviamente quando c'è superiorità poi diventa tutto più facile. Un gol simile era stato fatto anche dal signor Prestito una settimana fa, sempre dopo una situazione di superiorità, insomma, con tutti i tocchi di prima. Qui c'è fallo, De Luca si prende l'ammonizione. Terzo fallo voluto De Luca. Molto bravo qui Calderolli, è riuscito a prendere metri su De Luca mettendo il corpo davanti e quindi riuscendo a creare una situazione di vantaggio, e quindi De Luca non ha potuto fare nient'altro che trattenerlo. Vediamo questa punizione, c'è Coco Wellington sul pallone col sinistro, calcia direttamente lui addosso a De Luca, però nulla di fatto. Ricomincia l'Acquesapone con un altro possesso. La rimessa laterale di Fabrizio Calderolli, Murillo in buca per Ghi, ci pensa Coco a recuperare questo pallone, numero 18, grande esperienza, poi Murillo frettoloso nella ricerca di Ghi al limite dell'area, un'altra palla persa. Rieti in vantaggio di 2 gol, è appena finita la prima metà di questo primo tempo, mancano 9 minuti alla pausa, recupero di Calderolli che va a riprendersi il pallone, la rimessa è dell'Acquesapone, bisticcia un po' con Fortino, ma comunque Calderolli finora sicuramente. Qui Murillo, bello il tacco, poi Calderolli di nuovo, stavo dicendo Calderolli finora uno dei più positivi nella squadra di Bellarte, sicuramente uno di quelli che non sta perdendo la testa con la sua esperienza e con la sua tecnica incredibile. No, questo sicuramente, anche perché probabilmente anche da indicazioni del proprio allenatore sul secondo gol c'è stata un'azione precedente dove ha cercato di anticipare e quindi poi con un contromovimento l'avversario diretto gli ha preso le spalle. Non viene da lì il gol, però è forse proprio in questo momento Calderolli è proprio l'espressione di questo momento dell'Acquesapone. È molto volenterosa, sta impegnando molto e sta spendendo anche molto, le occasioni ne ha create, ma c'è quel qualcosa che non permette la pulizia dell'azione e quindi di non giocare bene. E qui il Rieti che sfiora il terzo gol. Sfiora il terzo gol, Fortino di nuovo pescato con un passaggio all'indietro al limite dell'area, calcia sulla schiena di Jonas, probabilmente Mammarella non sarebbe riuscito ad arrivare su questa palla, aveva già fatto un intervento precedente. Rieti in pieno possesso del campo e della partita, questo sicuramente è un dato di fatto in questo momento. Sì, è più equilibrata tatticamente, sta giocando con più serenità e per i Rieti non è però una cosa che non si vede molto spesso, abituale, però sta giocando con maggiore serenità. L'Acquesapone invece è molto più meno precisa, ecco, forse questo anche probabilmente il risultato della scorsa settimana influisce un pochino su quelle che sono le certezze poi della squadra. Qui c'è Jonas che si arrabbia con Fortino per una spinta gratuita ormai sulla linea del fallo laterale
e il quarto fallo del Real Rieti. Questo è un fattore che tra poco, a 8 minuti dalla fine, potrebbe cominciare a condizionare questo primo tempo, e forse è uno dei fattori su cui l'Acqua e Sapone deve anche un po' puntare, perché comunque il Rieti sembra faticare nella gestione dei falli, almeno in questi primi 12 minuti. Non so se sei d'accordo, Antonio. Anche per caratteristiche dei giocatori, insomma, ecco, rivediamo una buona scelta di Massimiliano, pivot in campo di ruolo e 3 giocatori comunque rapidi, quindi che hanno grandi capacità di 1 contro 1, qui una buona pressione dell'Acqua e Sapone. Riprende il gioco con Micoli che serve Rafinha. I tifosi dell'Acqua e Sapone lo ricordano bene perché è stato un avversario temutissimo in quelle finali scudetto, insomma, per tutta la stagione, ma in particolare per quelle finali. Poi il suo grave infortunio in gara 5 a fine primo tempo, la rottura del tendine, un anno terribile quello scorso per il numero 11. Quest'anno tornato al massimo della forma e si vede, se il Rieti è primo in classifica lo deve anche alle capacità di questo giocatore davvero importante. Giocatore che la caratteristica principale ha una lettura in campo migliore di tanti altri, una delle caratteristiche importanti, e quindi sembra che gioca sempre con semplicità, ma fa sempre la cosa giusta, cambiando poi anche allenatori, quindi trovandosi anche in situazioni tattiche diverse. Tornato in campo intanto anche Lucio Avellino, maglia numero 19 per il difensore argentino dell'Acqua e Sapone Unigros. Ripetiamo, sta giocando condizioni non semplici dal punto di vista fisico. Qui Jonas col sinistro, serve un colpo importante da uno dei giocatori di maggior tecnica, ecco Jonas Nicolodi all'Acqua e Sapone per cambiare un po' la storia di questa partita. 6 minuti e 35 all'intervallo, c'è una rimessa laterale in attacco adesso per la squadra di Bellarte, va a batterla proprio Avellino. Jonas occhi negli occhi con Moura, Avironi guarda Nicolodi che si libera per calciare col sinistro, ma pesta un po' il pallone, non calcia in maniera pulita, quindi nulla di fatto. Anche questo rinvio di Micoli nel vuoto consente all'Acqua e Sapone un altro possesso palla. Viene a battere Jesulito, questa settimana ha compiuto 30 anni, è parlato da ex di turno. Finora non ha ancora trovato una giocata importante in questa partita per farsi rimpiangere dai tifosi del Rieti. Qui però Cavironi si prende il giallo e commette il quinto fallo, ed è questo uno di quegli episodi che avevamo chiamato qualche minuto fa, Antonio. Questo potrebbe essere il momento importante adesso della partita e poter rientrare in gara, però sempre, ecco, non perdendo gli equilibri, perché qui si gioca in questo momento, credo, una grossa fetta di importanza per questa gara. Se l'Acqua e Sapone dovesse segnare in questo momento, che il Rieti da un paio di minuti ha difficoltà nel uscire nel palleggio, e quindi probabilmente sta iniziando a funzionare meglio la pressione dell'Acqua e Sapone. 5 falli è un gravame molto, molto forte, quindi questo anche rimettendo la partita in piedi, accorciando le distanze, sarebbe molto importante. Qui viene ammonito anche Jonas Pinto, che è uno dei 4 diffidati dell'Acqua e Sapone, quindi salterà la partita di martedì con il Todis Lido di Ostia. Gli altri sono Avellino, Murillo e Jesulito, se non sbaglio, o Calderolli, poi lo ridiremo magari con correttezza. Qui Avellino, grande recupero del pallone, Jesulito sulla sinistra per Jonas, la sterzata di Jonas, Avellino velo, ma Micoli è sulla traiettoria del pallone. Qui si salva un po' il Rieti, sale la pressione dell'Acqua e Sapone Unigros. Nicolodi dentro 3 laterali rapidi e brevilini tutti insieme, Antonio, perché
è a loro il compito di trovare la giocata, no? Per cambiare la partita. Eh sì, anche vista la situazione dei falli credo che sia importante questa scelta. Adesso è Fortino che prende la posizione da pivot, quindi è giusto mantenere in campo ancora Avellino. E infatti vedi, c'è stato un recupero palla proprio voluto dalla volontà. Lo avevamo chiamato Douglas Nicolodi. 14 minuti e 26. Acqua e Sapononi Gross 1, Real Rieti 2, con Rieti che ha 5 falli, e ora l'Acqua e Sapone deve alzare l'asticella di questo pomeriggio. Antonio ci aspetta un finale di primo tempo incandescente. Non voglio prendermi un piccolo vanto, ma me la sentivo che la partita si sarebbe riaperta perché era calata un po' la tensione difensiva e di palleggio del Rieti, quindi l'Acqua e Sapone era riuscita a prendere campo. Ottima scelta di Massimiliano di mettere giocatori sia rapidi ecco, un altro recupero palla grazie alla rapidità dei giocatori, sia per dare una giusta pressione sia per mettere in difficoltà. 5 falli in Rieti in questo momento. Fossi Jeff, che in questo momento si è fatto saltare non nel migliore dei modi, penserei pure di rallentare il gioco con il portiere di movimento, avendo già sfruttato il time out solo dopo 2 minuti, il time out dell'Acqua e Sapone. Eh sì, una scelta un po' singolare quella di Jeff, di chiamare time out un po' in anticipo. Poteva gestire il finale di tempo, che si è ovviamente poi rivelato più complicato del previsto rispetto a qualche minuto fa. Ora l'Acqua e Sapone, mancano 4 minuti e 58, che ha preso, diciamo, il pallino del gioco, il possesso del campo un po' con maggiore rabbia sportiva, con maggiore convinzione nei suoi mezzi. Qui c'è il rinvio di Micoli. Un altro possesso per l'Acqua e Sapononi Gross, che ricomincerà da Stefano Mammarella. Ecco la palla per Capitano Murillo. Avellino, Coco Wellington, controllo difficoltoso ma senza grandi difficoltà, poi riesce anche a recuperare, a far ricominciare il palleggio. Qui Murillo di nuovo, ha troppa fretta, passaggio impreciso per Coco, regalato in questo caso un possesso a Rieti. De Luca che tarda la battuta, poi Rieti regala questa palla invece a sua volta a Murillo. Momento di tensione nel Rieti, che non è più così sicuro, non gioca più in scioltezza come nei primi 10 minuti della partita. E l'Acqua e Sapone che non può sbagliare un pallone perché deve rimontare. Qui Ghi si gira benissimo, poi svirgola davanti a Micoli. Questa era una palla ottima per il 2-2. Ancora Fortino con esperienza, poi Ghi commette fallo su De Luca. Grande ingenuità del pivot brasiliano, il quarto fallo. Mancano 4 minuti e la questione falli adesso va gestita anche in casa nerazzurra. Murillo, grosso recupero palla su Rafinha. La copertura di Rafael, salva il Rieti. Coco prova a servire Jonas sul secondo palo, il Rieti può ripartire. Ancora Coco. Jonas, Ghi va sul secondo palo, è seguito come un'ombra da De Luca. Rafael non permette al numero 20 nerazzurro di calciare in porta. Rimessa laterale per l'Acqua e Sapononi Gross, fuori Coco Wellington, dentro Nicolodi. Murillo in buca per Ghi si gira non senza difficoltà, Rafael lo marca benissimo, poi Jonas
De Luca non si fa incantare, ma l'acqua e sapone continua a premere, continua a cercare il 2-2, 3 minuti all'intervallo, 2-1 per il Real Rieti, 5 falli Real Rieti, 4 falli Acqua e Sapone Unigros, alta tensione al Palarigopiano. Ancora un recupero palla del Rieti, De Luca qui rischia qualcosa, infatti regala la palla a Ghi che ha fretta di servire Murillo e così diventa dura recuperare questo risultato. Antonio, c'è troppa frenesia in alcune giocate che sembrano quasi elementari. Sì, è rientrata in partita l'Acqua e Sapone, non c'è bisogno adesso di mettersi così a rischio, perché annullerebbe tutta la fatica che ha fatto per ridurre il distacco. Per riprendere gol significherebbe adesso annullare tutta la fatica che ha fatto finora, anche perché vedo nel Rieti un pochino scesa la carica agonistica di competitività che aveva nella prima frazione del primo tempo. Ora sta pensando a difendersi, ha deciso di scendere nei 12 metri, che delle volte non è proprio la scelta migliore, anche se carichi di 5 falli. Inizia un altro possesso del Rieti con Rafinha, scambia con Fortino, De Luca, poi Ghi che libera la metà campo nerazzurra buttando via il pallone. Di nuovo un rilancio di Micoli, finisce sul fondo, Mammarella fa ricominciare Murillo, 1 minuto e 50 alla pausa. Calderolli col destro, poi col sinistro, al limite, perde l'attimo per il tiro. Guardato a vista da Rafael. Nicolodi prova a fare tutto da solo. Murillo copre il pallone, guadagna una rimessa in attacco. 1 minuto e 30 alla pausa. Nicolodi, scusate, sull'out destro, di nuovo prova a fare tutto da solo e si eccede un po' negli individualismi in casa dell'Acqua e Sapone. In questo momento c'è poco palleggio, anche se in una difesa schiacciata si deve trovare la parte più debole della difesa, che in questo momento invece, non essendoci una circolazione rapida di palla, non si crea questa zona debole. Manca sempre una linea negativa in appoggio e quindi sempre la gestione dell'ultima linea di possesso, e crea delle difficoltà, anzi potrebbe mettere a rischio di un intercetto palla. Conquista un'altra palla in attacco l'Acqua e Sapone Unigros, rimessa laterale, Ghi al centro dell'area tenuto dal collega Fortino. Inizia l'ultimo minuto del primo tempo, ecco, inizia in questo istante per la precisione. Micoli spreca un altro rinvio, un altro possesso in attacco. Ghi si mette ancora in proprio, questa volta aveva indovinato l'angolino con il suo rasoterra. Micoli era ben piazzato. 50 secondi alla fine del primo tempo. Real Rieti in vantaggio per 2-1 qui al Palarigopiano. Murillo imbucata per Ghi, arriva giusti della giocata. Era un'altra buona occasione, l'Acqua e Sapone ha avuto fretta anche in questo caso un po' di sistemarla e prepararla nel modo migliore. Ora il Rieti gestisce questo ultimo probabilmente possesso del primo tempo, mancano 35 secondi. Avironi, l'imbucata per Rafinha, che numero di Rafinha! Con il destro cerca il palo lontano,
palla fuori di poco, 29 secondi, quindi l'ultimo possesso a questo punto adesso è dell'Acqua e Sapone, che ricomincia con Calderolli, Jesulito. Però, di nuovo una palla buttata un po' a caso da Jesulito. Questo ultimo minuto lunghissimo è frazionato in 1000 pause, di avironi di testa. Ancora la palla per Mammarella, anche lui cerca la soluzione personale, direi, con il rinvio lungo per Murillo. Calderolli, Ghi fa tutto da solo ancora una volta, non è una cattiva idea, però la palla finisce al lato. In questo momento, almeno nel secondo tempo, diciamo, ci sarà bisogno di altro per rimontare questo svantaggio. Adesso ci prendiamo una pausa, a dopo. Comincia dal 2-1 per la squadra di Mister Kundari e Geffe. I gol segnati da Fortino dopo 2 minuti, De Luca a metà primo tempo, poi ha accorciato Nicolodi con il gol dell'ex a 5 minuti più o meno dall'intervallo. Adesso il Rieti che deve cercare il colpo del KO in questo secondo tempo, e l'Acqua e Sapone Unigross che invece cerca di rientrare in partita e prima di tutto pareggiarla. Il Capitan Murillo sembra rientrato con un piglio diverso rispetto al primo tempo. Rimessa laterale in attacco per i nerazzurri, ovviamente i falli ricominciano da 0-0. Vedremo l'atteggiamento delle squadre quale sarà. Qui Calderolli ha aspettato più di 4 secondi e perde la rimessa laterale l'Acqua e Sapone Unigross. Moura contro Jonas con grande esperienza riconquista il pallone, lo fa arrivare a Nicolodi con l'aiuto di Calderolli, il sinistro di Nicolodi deviato, angolo per la squadra di casa. Lo batterà Calderolli. Dopo la battuta sentiremo il pensiero di Mister Ricci su quello che accadrà in questo secondo tempo. Ancora Calderolli sbaglia per l'ennesima volta, mira, rinvia lungo Micoli, Rafinha, palleggio. Murillo, esperienza di Murillo, fa riposizionare la squadra, ricomincia il palleggio dei nerazzurri. Antonio, che secondo tempo vedremo? Guarda, sembra iniziato sulla falsariga del finale del primo tempo, con un'Acqua e Sapone molto aggressiva e con qualche difficoltà in questo momento del Rieti nel gestire la palla e nell'essere offensivi. Qui è andato giù proprio Nicolodi davanti alla panchina, proteste anche di Mister Bellarte. Rafinha, Murillo fa buona guardia, fa ripartire Jonas sulla banda destra. Jonas contro Moura, rimessa laterale per l'Acqua e Sapone Unigross. Qui c'è il secondo arbitro Colombin di Bassano che va a richiamare Nicolodi per le proteste dell'azione precedente. Murillo sul punto di battuta, Nicolodi è all'ultimo, Jonas entra in area, si muovono i nerazzurri, ricomincia la circolazione del pallone. Nicolodi, Murillo lungo per Jonas, è un'ottima idea. Jonas controlla il pallone da grande campione qual è, tenta di rientrare, il suo tiro viene ribattuto, addirittura arriva dalle parti di Mammarella che ricomincia ancora con Murillo. Jonas in un fazzoletto. In questo momento l'Acqua e Sapone dovrebbe approfittare del fatto che il Rieti non ha le giuste distanze e non ha più un punto di riferimento dove iniziare a dare pressione sulla palla, quindi spesso la palla è scoperta e quindi giocata facilmente dai giocatori dell'Acqua e Sapone, come in questo caso. Sono 2 volte che riescono a scavalcare la difesa dietro le spalle. Calderolli non è riuscito a controllare un bellissimo passaggio di Murillo, sarebbe stato davanti a Micoli.
Ancora Nicolodi, 1 contro 1 con Jelovcic. Nicolodi fa tutto il giro, va a calciare forte, Micoli ribatte, c'era Calderolli lì davanti a 2 passi, non riesce il tap-in del numero 9 nerazzurro. Ora è proprio lui che amministra il pallone sulla sinistra, cambia lato per Nicolodi. Nicolodi di nuovo, si sposta la palla sul destro, la posizione impossibile, poi chiede il cambio a Jesulito con il numero 10, un ex per un altro ex. Fortino che si gira in maniera incredibile dalla linea di fallo laterale con il sinistro, trova la porta, per fortuna Mammarella seguiva l'azione, riesce a deviare il pallone in fallo laterale. Sono già passati 3 minuti e 4 secondi di questo secondo tempo. Real Rieti 1 e 2, scusate, Acqua e Sapone Unigrosse 1. Qui anche Jelovcic, come è successo prima all'Acqua e Sapone, fa passare i secondi, non trova compagni liberi. Cambio nella rimessa laterale che andrà a battere adesso Fabrizio Calderolli. Intanto è tornato in campo anche Ghi, osservato speciale da Rafinha Rizzi. Murillo ancora profondo per Calderolli, la rovesciata incredibile di Calderolli, non trova la porta Calderolli, ma ci prova ancora una volta dopo il colpo di tacco della settimana scorsa contro il signor Prestito. Oggi rovesciata, sempre una delizia per il palato Fabrizio Calderolli. Qui Fortino prova a fare tutto da solo, il suo sinistro abbondantemente al lato. È tornato in campo anche Luciano Avellino, di solito scambia proprio con il difensore argentino. Qui Ghi fatica a controllare questo pallone, ma guadagna la rimessa laterale. In questo momento Rieti, sottolineo questo fatto, ha le distanze sbagliate e la palla non pressata, e quindi sta permettendo molto all'Acqua e Sapone la libertà. Sta dando la libertà di giocare la palla con molta semplicità, e quindi trova spesso, e sono già successo 2 volte, uomini liberi dietro le spalle delle linee difensive del Rieti. In più sta funzionando la pressione dell'Acqua e Sapone, e in questo momento il Rieti non riesce ad avere un palleggio pulito tale da mettere in difficoltà la difesa dell'Acqua e Sapone. Ancora Ghi che amministra il pallone all'indietro per Jesulito. Jesulito si accentra, va a cercare l'imbucata per Ghi, lo spagnolo viene di nuovo ribattuto. Tornato in campo il Capitan Jeff e anche Mister Jeff per il Real Rieti, anche Javironi con il numero 10. Se ne stanno per andare i primi 5 minuti. Attenzione qui, proprio Javironi vince questo contrasto ripetuto con Avellino, mette il pallone in mezzo per Jeff. Da 2 passi Jeff non riesce a mettere il pallone alle spalle di Mammarella. Rieti vicino al terzo gol grazie alla caparbietà, la forza fisica di Javironi. Si conferma un giocatore molto temibile da tenere sempre sotto controllo. Qui Nicolodi mette il pallone in mezzo per Ghi, viene sporcato. Ancora una rimessa in attacco per l'Acqua e Sapone Unigrosse, la sta per battere Luciano Avellino. La palla è di nuovo in possesso del Real Rieti. Ora Jesulito sulla destra, rientra sul sinistro, gioca all'indietro con Avellino, ancora Jesulito.
Subito non riesce a saltare Cavironi. C'è anche in una difesa bassa da parte del Rieti molto aiuto orizzontale e quindi avendo dei grandi tiratori l'acqua e Sapone dovrebbe sfruttare gli isolamenti sulle fasce in questo movimento per poi trovare un giocatore libero nella zona centrale del campo. Viene fischiato il primo fallo all'Acqua e Sapone Unigrosse su questo intervento in scivolata di Avellino. Attenti a Nicolodi, Micoli che calcia a 2 passi dalla nostra postazione. Avellino, Ghi difende il pallone, suola per Nicolodi. Ancora Ghi deve sempre ricominciare giocando all'indietro. E Avellino che lo cerca. Il passaggio non è preciso. Ora l'imbucata di Micoli per Cavironi. Avellino con la forza riconquista il pallone. Gesulito sbaglia di nuovo. Partita al di sotto delle possibilità per Gesulito finora. Aspettiamo un colpo importante, visto che anche uno degli ex della partita oggi, finora lo spagnolo, non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. Qui De Luca, ruba palla De Luca. Avellino va a tamponare il suo tiro. La palla per Mammarella che serve Nicolodi, però il controllo è difettoso. Poi Geffe la mette in fallo laterale. Allora l'Acqua e Sapone ricomincia di nuovo. Sono passati 7 minuti, ne mancano 13 alla fine. La partita non sembra in questo momento cambiare dal punto di vista degli equilibri. Qui Jonas che riparte contro Geffe. Geffe prende il cartellino giallo, manda anche a quel paese l'arbitro. È il primo fallo del Real Rieti. Antonio, un giallo forse anche pesante questo di Geffe, no? Ma sì, nel senso, ripeto, in questo momento è proprio il marchio di questi primi 7 minuti di gioco. Palla giocata molto liberamente da parte dell'Acqua e Sapone perché non coperta e non pressata, e si è ritrovato Jeff a dover avere l'unica soluzione era quella del fallo, perché Jonas arrivava in velocità e lui non era riuscito ad ammortizzare assolutamente quella velocità, quindi l'unica soluzione che aveva in quel momento. Poi il fallo poteva starci, non starci, ma con quella rapidità di gioco non è discutibile. Ecco la punizione, va a batterla Nicolodi col sinistro, probabilmente sceglie di calciare lui, poi Wenu, una sforbiciata non riuscita in area. La palla è ancora ribaltata nell'area dell'Acqua e Sapone Unigrosse da Rafinha per Fortino. C'è un anticipo su Fortino e quindi ora la rimessa laterale in attacco, anzi è probabilmente un angolo. Va a batterlo Franco Jelovcic, l'ex Napoli croato, la mette in mezzo, non ci arriva fortunatamente nessuno del Rieti. Una palla pericolosissima. Wenu
fase confusa della partita, la sbroglia Rafinha calciando di punta, Mammarella la alza in angolo, ora sta attaccando il Real. Si stanno affidando molto alle Occhio individualità. a Rafinha, ma ora Rafinha, arriva il terzo gol del Rieti. Rafinha, Moura per Rafinha, un'azione simile a quella del primo gol. Il Rieti arrotonda qui al Palarigopiano quando mancano 12 minuti all'ottavo. Real Rieti 3, Acquessa Poloni Gross 1. Antonio, cosa succede adesso? Guarda, intanto lo dicevo prima del gol, ma era evidente, squadre che si stanno affidando esclusivamente, mi dispiace dirlo, ma alle capacità tecniche individuali. Anche in questo caso c'è stato un tentativo di giocata da ultimo uomo da parte di Murillo, senza appoggi semplici o coperture, e questo purtroppo ha perso palla e ha dato l'opportunità a Rieti di andare in gol. Non è finita qui perché mancano 11:47, quindi ne vedremo ancora tante di situazioni di gioco da una e dall'altra parte. È una partita aperta. Vedremo se l'Acquessa Poloni Gross riuscirà ad evitare la prima sconfitta casalinga di questa stagione. Finora il Palarigopiano è stato immacolato in questo campionato. Qui Ghi fa una bella giocata, guadagna un fallo in attacco. La squadra di Bellarte però sembra legata molto ai guizzi dei singoli in questo momento e non ha ancora trovato un'identità nella partita per riuscire a ribaltare il risultato. Come detto prima mister Ricci, una palla persa da ultimo da Murillo ha causato magari questo 3-1, ma anche prima nei tentativi di pareggiare molti giocatori si sono affidati alla giocata individuale quando il Rieti era in evidente difficoltà. Qui Jonas, Murillo non riesce, lo schema bloccato da un ottimo Davide Moura, sta giocando una partita sontuosa, 2 assist, il primo per Fortino e questo per Rafinha, giocatore che dimostra di avere una grandissima intelligenza dal punto di vista anche tattico, sempre al posto giusto in tutte e due le fasi. Qui Rafael, e l'acqua e sapone che continua ad incassare gol a ripetizione. Qui Ghi rischia grosso, richiamato dall'arbitro Davidi Bologna. Vedremo l'acqua e sapone a 10 minuti e 45 secondi alla fine cosa riuscirà. Ecco la prima giocata di Bellarte con largo anticipo e Jesulito portiere di movimento, dicevamo cosa riuscirà a inventare, e questa la mossa di mister Bellarte. Tra l'altro l'acqua e sapone sta diventando un abitué del portiere di movimento in questo campionato, perché finora in 9 giornate, e qui c'è una incredibile topica di Micoli, incredibile, Jesulito firma il gol dell'ex anche lui. 9 minuti e 40, Acqua e Sapoloni Gross 2, Real Rieti 3. Micoli concede un regalo ai nerazzurri, la partita si riapre, mister. Ha pensato in quelle, cerco di giustificare Micoli in un errore tecnico grave purtroppo, e in un tiro semplice ha pensato più invece di fare il gesto tecnico della parata, di recuperare la palla per calciare. Di questo ne sono sicuro, è questo che ha portato poi a quell'errore.
e potrebbe avere delle ripercussioni. Vedremo se il Rieti avrà adesso la tranquillità di gestire questo momento e questo vantaggio tornato di nuovo risicato rispetto a qualche minuto fa. Il gol di Jesulito, gli avevamo chiesto forse una giocata importante nella giocata meno importante quasi della partita, un tentativo che sembrava davvero un po' disperato. Ha trovato l'assist di Micoli, un infortunio che capita a tutti. Attenzione a Ghi che fa tutto da solo e poi sbaglia un gol fatto. Cosa sbaglia Ghi? Incredibile. A 9 minuti e 30 dalla fine della partita Ghi ruba palla, va da solo davanti al portiere, allarga il piatto. Questa è una grande occasione sprecata, Antonio. Sì, se l'era costruita molto molto bene, poi non è riuscito a fare forse di tutto quello che ha fatto per costruirsi quella situazione vantaggiosa, forse la cosa più semplice. Ora c'è il nostro top player Angelo Colantoni che asciuga il parquet, si ricomincia, tornato in campo anche Coco Wellington. Serve anche la sua esperienza quando c'è il portiere di movimento. Di nuovo Jesulito largo a destra a giocare col mancino, sposta il pallone da un lato all'altro, l'acqua e sapone sul fondo, Jonas in mezzo per Calderolli, Calderolli col destro chiama l'angolo che c'è, l'angolo c'è, De Luca viene richiamato, è già ammonito. Anche lui rischia troppo con queste proteste. L'angolo è per l'acqua e sapone, torna Jesulito con la maglia nerazzurra del portiere di movimento. 9 minuti e 12 alla fine della partita. Jonas, Coco. Qui Jesulito sbaglia il passaggio, rischia grosso su Rafinha, sempre in agguato con la sua rapidità. Coco, Jonas e Murillo, larghi a sinistra per Calderolli, Jesulito, Coco ancora, Jonas controlla il pallone, Jonas spinto! Acqua e sapone Unigros 3, Real Rieti 3 dopo 11 minuti e 13 secondi. L'acqua e sapone l'ha ripresa. Giocata veramente giocata con i tempi giusti, rapidi, e questo ha portato ad avere nell'area, nella zona debole, Jonas libero, che ha avuto il tempo in 2 tempi di gioco di metterla dove voleva la palla. Partita in questo momento riaperta, ma forse anche con un vento a favore dell'acqua e sapone. Vedremo se adesso il Rieti troverà di nuovo, insomma, le energie anche mentali per provare a ritrovare di nuovo il vantaggio. Sempre avanti la squadra di Kundari dall'inizio, dopo 2 minuti, invece a 8:40 dalla sirena. Adesso si trova in parità con l'acqua e sapone che ha ritrovato entusiasmo dopo l'errore di Micoli. Mister Ricci ce l'aveva detto, un errore che potrebbe anche portare delle conseguenze sulla partita. Per il momento è stato così, perché il Rieti con il portiere di movimento dell'acqua e sapone Unigros ha sofferto tremendamente e subito il 3-3 di Jonas. Una bellissima giocata, il solito destro sotto l'incrocio di Jonas Pinto, meraviglioso. Protesta Jonas contro Colombin, anche Fortino da ridire. L'arbitro di Bassano richiama tutti, indica decido io, toccandosi il petto. Poi De Luca va a battere l'angolo, all'indietro per Moura, si porta la palla col sinistro, Moura trova il corpo di Calderolli, guadagna angolo sul lato opposto. Va ancora a battere Massimo De Luca a 8 minuti e 32 alla fine di questa partita.
Qui Fortino, Mammarella in due tempi, si riprende il pallone, rilancia forte per Jonas. Moura c'è ovunque, è sempre presente anche sui rinvii di Mammarella. Una grande partita comunque di Davide Moura fino a questo momento, l'ex luparense, uno dei migliori in assoluto del match. Ora Bellarti ovviamente ripone nel cassetto il portiere di movimento, che Sulito però mantiene la maglia nerazzurra, non ha cambiato, quindi Antonio ci dobbiamo aspettare anche una mossa per vincere la partita magari nel finale. Che cosa ne pensi? Credo di sì, perché le due azioni che hanno portato al gol sono state molto rapide e quindi anche a livello psicologico su quella situazione di gioco l'acqua Sapone è avvantaggiata, oltre ad avere movimentato la palla in tutte e due le occasioni veramente bene. Vedremo quindi cosa ci riserverà questo finale. Attenzione qui a Nicolodi, Coco Wellington, il passaggio è leggermente lungo per Calderolli, leggermente lungo. Fabrizio Calderolli poteva ritrovarsi di nuovo davanti a Micoli, controllo leggermente difettoso, palla sul fondo, riparte di nuovo il Real. Ancora Moura, non esce mai Moura, minutaggio elevatissimo. Ora è tornato in campo invece Javironi a fare il pivot, di nuovo un duello fisico tutta grinta con Luciano Avellino. C'è anche Rafael Rizzi con Rafinha e Franco Jelovcic, che oggi sta giocando praticamente da laterale, non più da pivot. Antonio. Sì, da laterale lui, e volevo dire una cosa su quello scontro diretto di Avellino, che sta vincendo per esperienza, per bravura alla grande. Sì, sicuramente anche con un piede, diciamo, non messo bene. È stato trattato tutta la settimana dallo staff medico, dal fisioterapista Maurizio Damario, dal dottor Iannacone, dal prof Aiello, per arrivare in condizione di poter giocare questa partita. Non era sicuro, poi ha provato nel riscaldamento e come al solito con la sua solita garra ha detto io voglio giocare, ed eccolo in campo, anche diffidato Avellino tra l'altro. 7 minuti alla sirena finale, 3-3 al Palarigopiano. Anche un buon pubblico per questo big match dopo la partita con il Pesaro, un altro spettacolo anche sugli spalti, con il gruppetto dei tifosi fedelissimi dell'Acqua Sapone Grossi, che è qui vicino alla porta di Micoli e aspetta con trepidazione magari il gol del 4-3 per esultare con i giocatori nerazzurri. Qui Javironi che ci smentisce tutti, grande giocata di Javironi, gran gol del numero 10 del Rieti. 17 minuti e 16 secondi, scusate, 13 minuti e 16 secondi, gran gol del Rieti. Javironi, che fenomeno, che giocatore, che giocatore. Mister Ricci che si dispera perché aveva appena detto che Avellino stava vincendo il duello, ma questo, mister, succede, a noi giornalisti non fa effetto, non ti preoccupare, queste cose sono pane quotidiano del nostro mestiere, sembrano scritte nei libri e nelle puntate di Striscia la Notizia alla sezione della gufata, ma in realtà Javironi è un grande giocatore ed è sempre in agguato e lo ha dimostrato anche oggi. Allora, io non sono scaramantico. Qui c'è il gol di Fortino con Mammarella che era uscito per il cambio del portiere di movimento. Un grave errore qui difensivo, organizzativo dell'Acqua Sapone Grossi. 13 minuti e 44, gol di Rodolfo Fortino, 5-3.
per il Real Rieti sull'Acqua e Saporoni Cross. Torniamo in diretta, mancano 6 minuti e qualche spicciolo di secondo alla fine della partita. Il Real Rieti nel giro di una manciata di secondi è riuscito a riportarsi avanti di 2 gol, dal 3-3 al 3-5. Davvero la magia di Cavironi sicuramente ha un merito notevole nell'aver cambiato una partita che per il Rieti si era messa addirittura male dopo una conduzione quasi costante dal secondo minuto di gioco del primo tempo. Invece adesso con il gol di Fortino arrivato in un momento di totale caos nella metà campo nerazzurra, con Mamarella che lasciava i pali forse per far rientrare il portiere di movimento, insomma praticamente Fortino ha segnato quasi a porta vuota, indisturbato sul rilancio diretto di Micoli. È una situazione rocambolesca. Ora cambia tutto, l'Acqua e Sapone a 5 minuti e 20 deve fare un miracolo per ritornare nuovamente in carreggiata. Vedremo ovviamente col portiere di movimento ad oltranza che è Jesulito, vedremo se riuscirà a farlo. Antonio, adesso è dura, no? È dura, però confido, se fossi l'allenatore dell'Acqua e Sapone, confido molto su questa situazione di gioco del quinto, perché lo stanno facendo veramente bene e in ogni momento c'è come se c'è sempre la situazione di gioco opportuna. Vediamo cosa succede. Murillo indica a Jelovcic di essere stato colpito, arriva Colombin di Bassano. Murillo continua a far vedere: guarda cosa mi hai fatto. Colombin grazie a tutti in questo momento, sia Jelovcic che Murillo. La situazione falli è 3-2 per il Real Rieti. Kundar in panchina chiede a tutti di stare calmi perché forse chiamerà anche time out tra qualche secondo. Adesso a Rieti l'unica cosa che non deve fare difetto è la pazienza di gestire questi 4,59 che mancano alla sirena, perché il punteggio parla chiaro. L'Acqua e Sapone deve prima accorciare per poter forzare un po' sotto tutti i punti di vista questo finale. In questo momento ha 3 mancini in campo e 3 mancini di grande qualità tecnica, e credo che possa sviluppare. Qui Murillo col mancino, Murillo Ferreira, il capitano. 5-4, 15 minuti e 21, 5-4. Un mancino serviva e un mancino ha fatto gol.
fatto male in occasione del gol di Fortino, era andato a terra, si toccava una gamba, probabilmente l'adduttore, però non abbiamo capito se era una botta o l'estensione nel cercare di parare. Mambella ovviamente che adesso si darà il cambio con Jesulito, che è tornato nuovamente con la maglia numero 10 nerazzurra nell'angolino qui in fondo sulla destra per favorire la superiorità numerica con il portiere di movimento. 4 minuti alla fine di questa partita, Real Rieti 5, Acque Saporoni Gross 4, falli 3-2 per i reatini. Mamma mia che fatica anche commentarla e descriverla. Jonas contro Jelovcic, raddoppio di Moura, la rimessa è per l'Acqua e Sapone. Ricomincia la manovra con Coco, Murillo. Ancora Coco e Murillo. Qui Murillo poi cerca un passaggio difficile per Calderolli, Jesulito non riesce a controllarlo. Attenzione perché si è inserito Jonas. Jonas che ha toccato il pallone con la testa. Micoli è andato giù, è stato fischiato fallo. Terzo fallo dell'Acqua e Saporoni Gross. Contrasto non cattivo. Contrasto di gioco non cattivo. Il Rieti chiede il secondo giallo per Jonas, sembra che l'arbitro non abbia pensato questo, quindi gioco fermo per ora. Torniamo in diretta, 3 minuti e 20 alla fine di questa partita rocambolesca. L'Acqua e Sapone ci sta abituando a questi finali, a queste grandi altalene di emozioni quest'anno. Nicolodi vince tutti i duelli, Calderolli prova a restituirgli la palla col tacco, fa buona guardia il Rieti. Jelovcic riparte, Calderolli lo ferma proprio davanti alla panchina del Real. 3 minuti e 0-1. Acqua e Sapone sotto di un gol, Rieti che deve gestire questo vantaggio minimo per portare a casa una vittoria che consoliderebbe il suo primato, scavando anche un solco tra sé e la squadra di Bellarte in questo momento in classifica, che in ottica ovviamente finale, anche se siamo ancora alla 9ª giornata, ma in ottica finale avrebbe un significato importante. Jesulito qui trova ancora la deviazione di Moura a sporcare il tiro. Jonas, Coco, Calderolli, ancora Jesulito, Murillo ricomincia da Coco. 2 minuti e 20 alla fine della partita. Ogni pallone adesso vale oro. Ancora Moura su Jesulito. Attenti qui a Micoli che fa buona guardia, e poi il Rieti che sfiora con Jelovcic il 6º gol. C'è stata una deviazione però, quindi è calcio d'angolo per il Real. Torna Mambella in porta col numero 12. Entra in campo Rafinha, numero 27. Fortino si abbassa, scambia con Jelovcic, la palla di Jelovcic finisce sui piedi di Jonas che vince un contrasto.
prova a far ricominciare l'azione, ma la palla è di nuovo del Real. 1 minuto e 45 la sirena, possesso dell'Acqua e Sapone, dentro Moura a difendere. Mambella rinvia lungo per Calderolli, ancora Moura da tutte le parti, l'uomo ovunque di questa partita. Grande prestazione di Davide Moura, lo sottolineiamo ancora perché è evidente agli occhi di chiunque abbia visto la partita che è dato davvero un apporto incredibile ai suoi in tutte le fasi, in ogni posizione del campo. 1 minuto e 37. Adesso non bisogna ancora forzare come sta facendo adesso l'Acqua e Sapone, perché c'è ancora tempo per provare la giocata. Qui l'Acqua e Sapone infatti sta accelerando, delle volte cedendo anche con la fretta. Mancano 1 minuto e 20, possono essere tanti se si gestisce il pallone con calma. Qui va giù, Avellino viene ammonito per simulazione, Luciano Avellino. Ammonito per simulazione Luciano Avellino nell'Acqua e Sapone Unigros a 18:45 del secondo tempo. Avellino che era diffidato e salterà anche lui la partita di martedì insieme a Jonas contro il Lido di Ostia in formazione di servizio. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto, ormai ci siamo quasi. Qui Micoli butta questo pallone, concede il possesso ai nerazzurri, torna Chesulito, portiere di movimento. Bellarte non ha mai cambiato il portiere di movimento, punta a forzare da questo lato destro per calciare e mettere il pallone con un mancino. Comincia l'ultimo minuto ad alta tensione qui al Palarigo Piano. Coco, Chesulito, Avellino che calcia in porta. Micoli riconquista il pallone ma non calcia con una grande convinzione. 45 secondi, non torna in porta Mambella, si ricomincia ovviamente senza il portiere, sarebbe inutile. Qui Chesulito, pescato bene da Murillo ma è solo, Chesulito fa tutto da solo, va giù anche Calderolli in area, proteste di Fabrizio Calderolli. 30 secondi, Coco che cerca sul secondo palo Murillo, Avellino con caparbietà va a conquistare il pallone, poi Micoli rinvia addosso a Chesulito. 20 secondi, il Murillo era andato a conquistare il pallone ma la rimessa è del Real. 19 secondi, il Real a un passo dalla vittoria, tutti in piedi i dirigenti reatini al Palarigo Piano. 15 secondi, Jelovčić temporeggia, Micoli rinvia lungo, concede l'ultimo possesso all'Acqua e Sapone Unigros. Ultimi secondi, Murillo pressato, qui Avellino che con la fretta finisce per servire Jeff. È finita qui, il Real vince al Palarigo Piano 5-4 e consolida il primato. Arrivederci alla prossima settimana per la 11ª giornata. Acqua e Sapone Unigros Feldi Eboli. Ricci, alla prossima. Buonasera.